Per tutto il sistema degli attori dello sviluppo, anche per le istituzioni di ricerca, la politica di coesione riveste un'importanza fondamentale per gli strumenti che essa assicura, sia dal punto di vista infrastrutturale sia dal punto di vista della crescita delle competenze. Siamo intensamente impegnati nel far conoscere però anche gli strumenti della politica di coesione, i piani operativi, perché la nostra funzione è sia quella di esserne dei diretti destinatari, sia quella di essere degli aggregatori di partenariati per le imprese e per le associazioni, per gli enti locali. Queste sono le occasioni migliori per noi, perché attraverso di questo riusciamo a fare sia rispettare la nostra missione culturale, sia essere dei catalizzatori di nuove proposte e per dare anche per retrocedere alla Commissione europea le nostre osservazioni. La politica di coesione ha una varietà di strumenti, una varietà di attori e anche una varietà di problemi che attraverso il dibattito, attraverso lo scambio di esperienze stiamo portando a risolvere, perché per il futuro siano strumenti sempre più snelli, sempre più efficaci e l'allocazione delle risorse europee avvenga in modo ottimale, continuativo e permetta anche di fare progettualità a lungo termine.